4 maggio 1930. La polizia britannica arresta il Mahatma Gandhi e lo rinchiude nella prigione centrale di Yeravda. È la reazione alla marcia per la raccolta del sale, partita il 12 marzo e conclusasi il 6 aprile, dopo 380 chilometri, sulla spiaggia di Dundee, contro la tassa imposta dal monopolio reale. La repressione, durissima, porta in carcere 80.000 indiani in 3 mesi. Nel 1931, uscito di prigione, Gandhi firma il patto di Delhi con il viceré Lord Irving. Gli indiani sospendono la disobbedienza civile, ma gli inglesi si impegnano a rilasciare i prigionieri politici, a legittimare la raccolta di sale delle popolazioni costiere ad uso casalingo e a riconoscere il diritto degli indiani a boicottare i tessuti inglesi.